Eccoci qua con nuova live. Nuova live per tutti coloro che seguono e che vogliono parlare con me. Fatelo tranquillamente telefonando al numero che io darò man mano durante il corso di questa live. Quindi munitevi di carta e penna, così vi segnate il mio numero non appena lo vado a ricordare a tutti voi. Chi vi sta parlando è sempre sottoscritto, il Santoni di Avella, Cleo, il maestro Cleo. E quindi per chi desidera effettivamente una mia consulenza professionalmente parlando, può tranquillamente contattarmi. Non rispondo ai commenti perché, come potete vedere, sono state disattivati, quindi solo telefonate in diretta live per parlare col sottoscritto. Se amate la serietà e la professionalità, se poi amate cose diverse che vedete in giro, tanti cartomanti con le carte in mano che non sanno nemmeno come si aprono le carte, persone che si improvvisano cartomanti per follower, per prendere follower, è ben diverso. Pronto? Pronto, buon pomeriggio, maestro Cleo. Buon pomeriggio. Senta, una domanda volevo fare. Prego. Che è difficile entrare in diretta certe volte. Allora, oggi mi ha chiamato una persona per quanto riguarda un posto di lavoro. Sì. In poche parole mi ha fatto mettere delle firme, perché poi più avanti lui sta facendo un progetto. Volevo sapere se questo lavoro va in porto. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io ho 31 anni e Ariete. Vediamo subito. Voi anche quella di lui oppure no? No, basta che tu pensi a lui. Ah, ok, perfetto. Allora, fermami quando vuoi, grazie. Ok. Va bene così, grazie. Va bene. No. Togliti questo pensiero dalla testa perché non si realizzerà, te lo dico io. Non c'è... Chiacchiere a vuoto. No, lo sa perché faccio questa domanda? Perché noi ci siamo sentiti con lei, maestro Cleo, 2 mesi fa. Sì. E io gli ho fatto la domanda e lei mi ha detto che sì, mi darà lui il posto di lavoro. 2 mesi fa però l'ho contattata io. Sì. Sempre in diretta. Ma le cose da 2 mesi adesso cambiano. Quindi no, mi ha fatto mettere delle firme, mi ha detto che molto probabilmente si inizierà a lavorare a giugno, mi ha detto. Non lo so. Vedrai. Ok, va bene, la ringrazio. Arrivederci. Allora, la vera cartomanzia ogni mese cambia, come cambiano gli astri, cambia la cartomanzia. Quindi cambiano i valori di lettura. La cartomanzia non è un gioco delle 3 carte. Forse tanti di voi pensate che la cartomanzia sia un gioco, ecco perché chiamate a tutti il primo che vedete con le carte in mano, subito paf, lo andate a chiamare. Pronto? Pronto, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, io ti chiamo per sapere, siccome avevi fatto un mese fa le carte a mia cugina, sì. Infatti si è avverato. Mi fa piacere. Volevo sapere anche su di me, sì. Se questo mese scopro se avrò la gravidanza.
vabbè, quando si parla di questo, io dico sempre, non sono un medico, quindi non prendete il mio responso sul serio, perché mi è vietato. Però andiamo a dare un'occhiata. Gentilmente, se mi dici la tua età, il tuo segno zodiacale, grazie. Allora, io ho 22 anni, Scorpione, lui 27, Ariete. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Allora, segnatevi il mio numero 345 630 81 72. Prima di chiamare mettete il seguo perché è importante, grazie. Sì, la carta della gravidanza mi è uscita e sta qua. Vedi la scritta gravidanza? Sì. Quindi auguri. Sì. Grazie. Prego. Ok, poi ti farò sapere. Ok. Io ti seguo tutti i giorni e sei bravissimo, veramente. Ti ringrazio, faccio solo e semplicemente il mio lavoro. Un abbraccio, grazie. Buona serata. Allora 345 630 81 72 per chi ama la serietà, la professionalità del mondo esoterico. Chi vi sta parlando è il Santone di Avella, il maestro Cleo, da oltre 40 anni in attività ed visibile i miei video su YouTube. Andate su YouTube, scrivete il Santone di Avella, vedrete i miei video di quando avevo 20 anni. Questo vuol dire chiarezza e trasparenza, no bla 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 per prendere follower. I follower a me non mi interessano, ok? E nemmeno le donazioni non mi interessano. Andate, fate così col dito, andate dove ci sono tutti questi qua con le carte in mano che vi prendono per il culo. Dovete farvi fare la lettura da questi personaggi, ok? Allora 345 630 81 72. Salutiamo anche tutti coloro che ci seguono da YouTube, perché in questo momento sono contemporaneamente in diretta su YouTube e su Facebook, quindi un abbraccio a tutti voi che mi seguite. Pronto? Ciao, è un piacere ritrovarti. Io sono una tua vecchia sostenitrice. Mamma mia. Sì, mi ricordo perfettamente di te quando stavi anche in TV, quindi... Ah, Rai, come hai visto? Mi seguivi su Napoli International Sky. Perfetto, sì, quindi inutile dire che sei un grande. Ma no, mi hai aiutato tantissimo durante la mia vita. Mi fa piacere, dai. Oggi sto qua a chiederti un ennesimo favore. Dimmi. Allora, tu chiami da Napoli, vero? Certo, sì, chiamo da Napoli, vicino al tuo paese. Allora, il mio nome è Maria. Sì. Sono del segno della Vergine. Lui è Nicola, del segno del Leone. Volevo sapere se ci sarà, se vedi un ritorno. Da quando è andato via? Circa 3 mesi. Allora, fermami quando vuoi, vai. Ok. Stop. Ok.
Senti Maria, allora il ritorno io vedo qualche possibilità, ma qua c'è di mezzo una persona di malafede che ha ostacolato questo vostro rapporto. Esatto. E fa il possibile, il tutto di non farlo avvicinare a te. Quindi è in bilico un po' il ritorno, capito? Tutto dipende da questa persona, se si sta ferma o continua. Ho capito. Era il mio dubbio e tu l'hai sciolto alla fine. Questo è il dilemma. Vabbè. Grazie mille, buon lavoro. Grazie. E un abbraccio grande. Ciao, continua a seguirmi. Ciao. Sempre, ciao. Ringraziamo l'amica Maria da Napoli. Allora 345 630 81 72. Pronto, buonasera. Ciao, salve, buonasera, mi chiamo Ciro. Ciao Ciro. Ciao, buongiorno. Dimmi Ciro. Niente, volevo farti una domandina. Volevo chiederti se c'è ancora una persona che mi pensa e se troverò anche io al più presto l'amore. Allora, quanti anni tieni? Che segno sei? Allora, ho 40 anni, sono Capricorno. Perfetto. Allora, la domanda è se trovi la persona ideale? Sì, e se c'è ancora una persona che mi pensa. Allora, mi dai la data dell'altra persona? No, l'altra persona è 28. 28? 06 84. Perfetto. Fermami quando vuoi. Ok, stop. Allora, amici, qua è un cattivissimo tempo, piove un accidente, non so dalle vostre parti. No, qui portava bene, non si è portato vento. Dove ti trovi tu? Brindisi. A Brindisi. Brindisi. Allora, la persona che non toglietela dalla testa perché ormai è una storia chiusa, una storia finita. Sei troppo buonaccione. Le donne, i ragazzi buoni non si innamorano più. Allora troverai tutta un'altra persona, avrai un'altra storia che incontrerai, suppongo, tutto questo mese, la metà penso, ed è una persona che non conosci ancora, eccola qua, e ti innamorerai. Nascerà un qualcosa improvviso. Nascerà qualcosa? All'improvviso. Sarà una sorpresa, Sarà una? Sorpresa. Una sorpresa, va bene, la ringrazio. Buona serata. Grazie. Prego. Ciao. Allora, pronto, buonasera. Pronto maestro, buonasera. Buonasera. Salve, sono Silvana da Bologna. Ciao Silvana, dimmi. Sì, ciao, volevo chiederti, dato che ci eravamo sentiti qualche mese fa, mi avevi detto che a maggio avrei incontrato l'amore praticamente. Volevo sapere se ancora le mie energie, insomma, rimaneva ancora così, ecco. No, se non passa il mese di maggio non cambia niente, resta così la cosa. Dici sì? Sì, resta così. La validità resta fino a che non viene il mese di maggio per la risposta. Ho capito, quindi non posso vedere di nuovo. No, puoi chiedermi qualche altra cosa, sì. Sì, allora volevo sapere sulla salute, puoi dirmi qualcosa oppure no? Non sono un medico. No, ok. Allora niente, ti chiedo
la parte finanziaria, se migliora. Se migliora il lato finanziario. Esatto. Allora, quanti anni tieni? Che segno sei? Ho 48 anni, sono del Toro. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Non vedo grossi problemi. A carattere economico vedo un cammino standard, quindi non c'è niente di cattivo in arrivo, ma bensì ci sta una stabilità, quindi vai tranquilla. Ok, bene. Ok, grazie allora. Buona Farò serata. sapere dopo maggio. Allora, Va bene, sarò a tua completa disposizione. Va bene, grazie. Ciao, stammi bene. Ciao. Salutiamo anche la donna dei cuoricini, l'amica dei cuoricini che oggi non vedo i cuoricini oggi, come mai? Pronto? Pronto, buonasera. 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 Grazie della rosa, bacioni, chiedo scusa, Silvicet. Boh, ok. Allora, dimmi. Io mi chiamo Marilena e volevo sapere se tornerà la persona che amo o se incontrerò un'altra persona. Allora, mi devi dire quanti anni tieni, che segno sei? Io sono del Capricorno, 50 anni. Quell'altro è 51 Vergine. Andiamo a vedere. Grazie. Prego, fermami quando vuoi. Stop. Stop? Sì. Ma da quando è andato via sta persona? 2 mesi e mezzo. Gioia mia, mi esce la carta del diavolo. Quando esce questa carta qui è il dio del male. Ciò sta a indicare che quest'uomo, questo ragazzo, te l'hanno allontanato. Ci sta qualcuna che te l'abbia allontanato. Quindi tu incontrerai un'altra persona che sta qui. Tra quanto? Questo non appena ti togli dalla testa l'altra persona. Non tornerà più, non mi chiamerà più allora. No, perché ripeto, lo vedo già a contatto con un'altra persona. Quindi non c'è più neanche una chiamata da parte sua. Non vedo chiamata, a meno che sta persona all'improvviso non prende qualche ma la testa sarà sempre la stessa. Capito? Di un uomo così, che te ne fai? È vero. Ma che te ne fai di un uomo così? È vero. È vero che il cuore non si comanda, bisogna da tutto quello che dici tu. Vabbè, voglio capire anche questo. Ma sai che cosa, maestro? Magari è perché mi vorrei togliere qualche sassolino. Ah, ecco, questo sì, sono d'accordissimo con te. Ecco, riuscirò a togliermelo qualche sassolino? No, perché ti ripeto, sta persona è presa da quest'altra situazione che lo tiene fermo, come si usa dire, per i capelli. Capito? Prima o poi finirà anche con lei. Ma sicuramente, perché è una persona un poco di buono, io vedo, attenzione. Poi lei? No, lui. Ok. Va bene. Va bene? Grazie,
Buonasera. Grazie, buonasera. Allora, vi ricordo che il sottoscritto riceve da vicino, in provincia di Caserta, mi reco a domicilio in tutta Europa. Per tutti quelli che mi vogliono vedere da vicino, per quelli che mi vogliono incontrare da vicino, possono fissare un appuntamento dopo la nostra live. Vi ricordo che effettuo consulti di cartomanzia anche nel privato, però sono a pagamento, il costo è 30 euro. Quindi in privato vuol dire che non c'è limiti di tempo, potete chiamarmi e parlarne con me. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Mi chiamo Patrizia. Da dove? Dalla Puglia. Sì. Niente, vorrei sapere su un ragazzo. Sì. Quanti anni? Allora, io sono dei gemelli e ho 43 anni. E lui è dei pesci, ha 37 anni. Quindi la domanda è se torna? No, vorrei sapere perché fino a 2 giorni fa era un ragazzo, come spiegarmi, affettuoso, mi mandava delle canzoni. Oggi lo vedo un po' strano. Vorrei capire per quale motivo, cosa è successo. Vediamo. Allora, fermami quando vuoi. Stop. No, non è successo proprio niente perché è proprio lui fatto così, è uno, come farti capire, non è affatto sentimentale, è più materialista, capito? Ho capito. Quindi è lunatico, per intenderci. Ho capito. Quindi sta persona farà sempre così, oggi si trova in un umore diverso da ieri, domani diverso da oggi, è proprio lui lunatico fatto così. Infatti, perché fino a ieri mi ha mandato delle canzoni, mi chiamava, Sì. oggi che stava nella live, perché è entrata anche una ragazza, e a lì ha salutato e a me non mi ha pensato, ecco perché ho detto ma perché E mandala a fanculo, fai prima. E quello è bello, che quando stai in mezzo al casino, maestro, poi mi cerca per essere aiutato. Quando ti cerca lo mandi a quel paese se sei una vera donna, se poi sei anche tu una con la testa come la sua, allora avete fatto una bella coppia. No, questo no. No, in mezzo c'è un altro uomo. Tu sei una gioia, tu sei una gemellina, la gemellina è lunatica, non sa nemmeno lei cosa vuole, la gemellina è pronta ad aiutare il prossimo. Infatti, è troppo fessacchiotta, troppo buona. E quindi che succede? Che oggi sei così, anche tu, domani sei diversa, ti piace un altro ragazzo, lasci a quello e prendi a quell'altro. Sei fatta così. E quindi cosa vuoi? Lui non prova niente, nessun sentimento. Ma un uomo che tu mi dici che si trovi in live è solo perché c'è un'altra donna che magari gli interessa. La verità, ha fatto la live, maestro, questa ragazza è entrata e l'ha salutata. Io poi sicuro che lui stava un po' arrabbiato oggi e non mi ha pensato. Poi mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, mi ha detto no, io non stavo arrabbiato con te. Ma mandala a quel paese, fai prima, è un povero volubile, è una persona volubile. Voi donne gli date troppo spaga a certi uomini, capito? Dovete farvi rispettare un po' di più, voi donne dagli uomini vi dovete far rispettare un po' di più, perché qui con l'epoca dei social tipo Facebook, TikTok, bla 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 bla, gli uomini hanno capito una cosa per un'altra, l'hanno preso come casa d'appuntamento.
Infatti, perché maestro, l'altra volta è capitato all'inizio, li mandai un po' a quel paese, poi mi ha cercata di nuovo. E allora? E ma adesso soltanto che lui o mi chiama quando ha bisogno, che sta in mezzo al casino, e non lo so neanche io. Allora, disse un noto, sarebbe Nostradamus, Ho capito. verrà il giorno che le donne si abbracceranno agli alberi. Capito cosa voglio dire? Allora, vi dovete far rispettare un po' di più. Voi donne non è che state sui social network come in vetrina. Sto qua, chi mi vuole, basta chattare, eccomi qua. Non funziona così, ragazzi. Un po' di rispetto in più. Maestro, non scusa se vi interrompo, Prego. però ci sono certe persone, certe ragazze che provocano anche gli uomini. Tutto quello che... Ma allora, ascolta, siamo in un mondo di... Allora, sì, ci sono anche le donne che provocano gli uomini. Ok, però se io ci tengo a te e sei la mia donna e ti rispetto, io non vedo perché devo uscire con l'altra donna o incontrarmi con l'altra donna. Infatti, Oh no, e quello è il discorso. Allora è una questione di mancanza di rispetto, tutto qua. Ho capito. Lui i sentimenti, quelle cose non ha per niente nei miei confronti. Ma ce l'ha pure, dipende tu come vedi i sentimenti. Tu li vedi in un modo, lui li vede in un altro modo. Tu lui ce li ha, però soltanto che non... sono io che faccio un po' diverso il carattere. Ma allora tu sei espansivo, lui è chiuso. Capito? E come lo posso farlo aprire? Mi date voi un consiglio? Allora, ascoltami bene. Io ho sempre detto nelle mie live, la mia professione sta anche nel salvare le coppie. È chiaro? Okay. Chi ci tiene a una persona e vuole legarla a sé, vuole attaccarla, vuole che quella persona sia allontana da tutte le altre donne, quella persona sia solo tuo, allora mi chiamate in privato, io vi spiego quando vi viene a accostare, la tempistica e tutto questo. Okay. Se no, state così, tenetevi i problemi, tenetevi gli uomini, tenetevi le donne, fate come volete. No, maestro. Ok? Quando io se in caso vi voglio contattare in privato su questo numero o l'altro numero? Sempre a questo numero, non ci sono problemi. Va bene, la ringrazio mille. Buona maestro. serata. Grazie. E questo è il discorso. Una mancanza di rispetto uno verso l'altro. A parte che l'essere umano ormai è finito. Ormai è partito col cervello. Pronto? Pronto? Buonasera, maestro. Buonasera a lei. Mi chiamo Teresa. Da dove chiami? Dalla Calabria. Dimmi, Teresa. Volevo sapere se c'è qualcuno nel mezzo che testa ha insomma nella famiglia, cioè nel senso della famiglia, nel senso che... No, non ho capito proprio la domanda, se sei un po' più chiara. Io volevo sapere che intenzione ha, nel senso che se ritornerà oppure c'è una donna nel mezzo, perché non riesco a capire il suo comportamento. Ah, ecco, vuoi vuoi sapere il tuo uomo se torna? Sì, o c'è la sorella nel mezzo, c'è la sorella o c'è un'altra donna nel mezzo. Da quanto tempo? Da quando è andato via? Una settimana. Una storia di quanto tempo? Non è che è andato via, praticamente siccome lui lavora in una famiglia sua, ha dei terreni di sua proprietà, e siccome per evitare magari che si alza la mattina presto è stata lì dalla mamma per 8 giorni. Va bene, vediamo. Quant'anni c'hai? Che segno sei? Io ho 36 anni e devo fare 37 anni a maggio, sono del Toro, e lui dello Scorpione il 26 ottobre è nato e si chiama Antonio. L'età quant'anni c'ha lui? 41. Fermami quando vuoi, grazie. Sì.
Ok. Ti posso dire che lui è sincero nei tuoi riguardi, è sincero. Solo che lo vedo molto stanco mentalmente nei tuoi riguardi, capito? Perché lui, i suoi sentimenti nei tuoi riguardi sono quelli normali, senza nessuna voglia di comportarsi come tu vorresti. E in che senso come vorrei? Io veramente vorrei che si comporterebbe un po' meglio. Sì, ma più di questo tu sta persona non lo puoi cambiare. Lo so. Non lo puoi cambiare più di questo, perché lo vedo proprio strano. Per lui sei un oggetto, quando gli servi si fa sentire, si fa vedere e così via. Quando non gli servi scompare. Amore a modo, amore sì, ma a modo suo. Ti ho detto, è un materialista. Ma ci sta qualcuno nel mezzo, la sorella che lo implica? O no, è proprio lui che la testa non è buona. Non c'è nessuno di mezzo, è proprio lui che ha vuoto a perdere. Ma quindi non c'è un ritorno? No, tornerà, come no? Io il ritorno lo vedo, ma a modo suo e quando vuole lui, solo per scopi suoi. Siccome io questo non lo voglio, io non vedo l'ora che ritorna, così poi lo mando a col paese. E fai bene. Perché ora io non sono l'oggetto di nessuno e per di più non sono né al di sopra né al di sotto di nessuno. Bravissima, questo è il comportamento di una vera donna. Ti ringrazio tutta, quelle poche volte che chiamate mi avete sempre detto la verità. Ti ringrazio. Ok. Buona serata. Grazie maestro. Buonasera. 345 630 81 72 per chi vuole fare 4 chiacchiere con me. Allora, linee libere, ripeto, per tutti quelli che vogliono parlare in privato con me lo possono fare. Vedete che i miei consulti, oltre ad essere veritieri, ma sono altamente professionali. Se voi girate un po' sul monitor, vedete quanti cartomanti ci sono. Chi vi chiede la donazione, chi vi chiede 400 monete per un consulto, ma parliamo di persone che fanno queste live per prendere i follower, non perché sono cartomanti, perché nella categoria nostra dei veri professionisti non esistono, non per cielo e non per terra. Poi un personaggio pubblico, un vero cartomante, non quelli che hanno preso le carte in mano e si buttano a indovinare. Dicevo, un vero cartomante c'ha una storia alle spalle, una storia documentata, se è un vero professionista. Voi se andate sul canale YouTube mio, scrivete il Santone di Avella, li trovate. I miei video di quando avevo 20 anni. Trovate i miei video quando io con il mio gruppo di preghiera aiutiamo le persone che hanno problemi in genere con la preghiera.
Trovate i miei video di Rai 1 al posto 2 volte. Trovate i video a Rai 2 con la Dausanio al posto tuo. La vita in diretto 2 volte l'abbiamo detto. Poi trovate i video di Rai 3, mi manda Rai 3. Trovate i video di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, Sky, Italia 1, Rete 4, cioè, allora con questo voglio dire che voi tutti che vi fidate di queste persone che si mettono con le carte in mano a confondervi le idee, a raccontarvi stronzate che non vi dico, se adesso andate, voi che state guardando questa live, gentilmente strosciate un pochettino sul monitor, andate a vedere quanti ce ne sono e ognuno di loro c'ha centinaia di persone che stanno lì a scrivere online per farsi fare una lettura di carte. Io vado al manicomio. Attenzione, ma non lo dico perché fossi geloso, no, assolutamente, ma lo dico per un fatto mentale di ognuno di voi, perché voi tutti non state bene con la testa. Siete confusi, siete persone che non capite dove esiste il bene e dove esiste il male. Siete persone che state alla fine dell'umanità, perché persone che si comportino così per me non è umanità, è al di là dell'umanità, è chiaro, perché la qualità è la prima cosa, ma io parlo su qualsiasi settore, ok? Ecco perché dico sempre, chi vuole aver a che fare con me in privato mi deve pagare profumatamente, perché io sono un personaggio. Chi non vuole aver a che fare con me passa avanti, vada avanti. In questa live non mi dovete dare niente, è libera a tutti, potete farmi più domande, non accetto donazione, non dovete darmi niente, del tutto gratuito. In privato potete chiamarmi, fissare un vostro appuntamento o telefonicamente oppure da vicino. Chiamate e vi spiego come funziona, per chi effettivamente vuole risolvere qualche problema. Chi invece vuole spassarsi, vuole perdere un po' di tempo, allora col dito strusciate, andate oltre. Ci sono tanti bravi cartomanti. Allora, 345 630 81 72 per chi desidera parlare in questa live. Salutiamo l'amico mio Armando Veggende Armando, che ha scritto su Facebook un abbraccio. Ok, grazie Armando, un abbraccio in particolar modo anche a te. Salutiamo anche coloro che ci seguono su YouTube al mio canale Il Maestro Cleo. E un abbraccio per coloro che mi seguono ogni giorno qui su TikTok. Mi riferisco al mio pubblico, meglio poco e buoni che tanti e falsi. Allora, linee libere 345 630 81 72. Ripeto, questa è una live per persone adulte. Tutte voi ragazzine andate a giocare con le babboline. Questa è una live per coloro che effettivamente hanno dei problemi e parlarne con me. Pronto? Buonasera. Sono Annarita. Annarita, da dove chiami? A Napoli. Cosa posso fare per te, Annarita? Allora, io
lei può vedere gravidanze? Posso vedere, ma non devi prendere sul serio quello che ti dico, perché non sono un medico, viva la sincerità. Allora, sì. Io volevo sapere se ci sarà. Vediamo, tu non hai... Una gravidanza con il mio attuale ho capito. Già c'hai figli? No. Non c'hai figli, va bene. Quanti anni tieni, che segno sei? 33, Sagittario. Vediamo. Fermami quando vuoi. Ok. Allora, non vedo nessuna gravidanza al momento, vedo dei problemi da risolvere, delle cure che devi fare o che già hai fatto, non lo so, però diciamo che in appresso ci può essere, cioè figli ne avrai, come non te lo so dire, ma ci saranno, ma devi fare dei controlli e delle cure per poter avere dei figli. Posso sapere come andrà con mia attuale compagna? Sì, dimmi quanti anni c'ha lui, che segno è? Lui è Scorpione e se non erro 36. 36 anni. Fermami quando vuoi, grazie. No, è una bella storia. Lui ti desidera, sei nei suoi pensieri, vedo un bel cammino fatto di unione, ma attenzione alla malvagità di qualcuno che cerca di mettertelo contro. Capito? Immagino, sì. Va bene, ringrazio. Buona serata. Buona serata. 345 630 81 72 per chi vuole comunicare con me in questa live in mia compagnia fino alle ore 16 e 45 minuti primi. Vi ricordo che io ricevo da vicino, anche da vicino nel mio studio, presso in provincia di Caserta, e mi rego a domicilio in tutta Europa. Quindi chi vuole incontrarmi da vicino basta prendere un appuntamento. Pronto? Buonasera, senta, buonasera. Sono la mamma di Virginia, volevo sapere, mia figlia è nata il 5/5 del 92 a Catania, volevo sapere come mai ancora non avesse trovato l'anima gemella, perché penso che sta trovando tutta gente sbagliata che non vanno per lei. Vediamo subito, signora, da dove mi chiama lei? Da Catania. Allora, quanti anni c'ha Virginia? Che segno è? 30, allora, Virginia è Toro e fa 30 anni a maggio. Mi fermi quando vuole, grazie. Fermo. Ok. Allora, sua figlia ha avuto diciamo delle storie, però senza un motivo è come se scappano ogni talvolta che incontrano una persona. Perfetto,
allora ne aveva incontrato uno, si era anche innamorata, ma lui mi pare che gli ha detto che non andava... Allora, mi ascolti, sua figlia può incontrare anche 10.000 uomini, succede sempre la stessa cosa, perché c'ha qualcosa di un blocco matrimoniale, sentimentale, che si porta dietro da un bel pezzo di tempo, che qualsiasi volta si mette con qualcuno tutto finisce senza una motivazione. Ma lei pensa che gli abbiano fatto qualcosa? Ma io penso un qualcosa, sì, perché vedo questo blocco a carattere sentimentale e il motivo è proprio quello, signora. Ho capito, perché lei si era innamorata ora di un ragazzo che è un suo coetaneo, che lavorano quasi insieme, ma niente, sono stati un po' e poi non so perché mi ha detto signora, rimaniamo amici. Si ricordi, esiste il bene, esiste il male. Lo so, e quindi queste cose lei mi può insegnare, esistono da che mondo è mondo. Si diceva una volta un matrimonio attaccato. Perfetto, vero. E allora lei pensa che abbia avuto questo ragazzo un blocco, signora. Avranno fatto qualcosa per un blocco, sì. Quindi questa ragazza non si sposerà. Provvedete a farla liberare, si scioglie tutto e torna una ragazza normale. Tutto qua. E mentre per il lavoro, perché lei sta lavorando attualmente in ospedale. Vediamo per il lavoro, mi fermi quando vuole. Fermo. Ok. No, almeno nel lavoro io vedo la fortuna, signora. La fortuna, vero, nel lavoro? Sì, nel lavoro. Ma mi dica una cosa, io al limite, lei può riuscire a liberarmi da sta ragazza? Sì, io posso fare tutto, ma non è detto che lei deve rivolgersi per forza a me, può rivolgersi a chi vuole, attenzione. Ma lei comunque potrebbe farmelo? Come no, signor, come no. Va bene, magari lo chiamo in privato perché non mi piace che la gente sente i nostri... No, mi chiami in privato, le dico i costi, le dico tutto. Va bene, allora con il lavoro posso stare tranquilla. Signora, il lavoro è fortunatissima, tranquilla. In amore, no. Va bene, la ringrazio, una buona domenica. Arrivederci, buonasera. Buonasera. Linee che ritornano libere 345 630 81 72 per chi vuole parlare col maestro Cleo qui presente. In privato potete fissare un appuntamento per consulenza in privato senza limiti di tempo. Poi ricordate che mi occupo anche di liberazione di negatività. Attenzione, programmi di purificazione. Cosa sono? Programmi di purificazione sono delle sedute che vanno fatte per far sì di liberare una persona da energie negative. Durante il corso degli anni, ognuno di noi ha a che fare con tantissime persone che non tutte ci vogliono bene, non tutti sono positivi, è chiaro? Quindi il nostro corpo è come una spugna, assorbe le energie positive o assorbe le energie negative. Ora che succede? Se assorbe durante tutta la vita di ognuno di noi delle energie negative durante il corso degli anni che scorrono, arriva un punto che il corpo non assorbe più ed esplode e comincia a andare tutto male. Ora, per far sì di liberare queste energie negative, per far sì di far funzionare di nuovo le energie positive del proprio corpo, c'è bisogno di un programma di purificazione. Viene chiamato programma di purificazione, dove si va a purificare il corpo, lo spirito e l'anima. E allora poi comincia ad andare tutto
nel verso giusto. Chiaro? Questo vuol dire essere conoscitori delle scienze esoteriche, è chiaro? Non basta solo un semplice un mazzo di carte in mano per poter essere un operatore, perché operatore esoterico, ricercatore delle scienze esoteriche, si nasce, non puoi diventarlo, si nasce con quel dono. Questo vuol dire aver a che fare con persone competenti. Va bene? 345 630 81 72. Vi ricordo un'altra cosa importante: tutte le sere alle ore 22 io faccio capo di un gruppo di preghiera dove andiamo a pregare alle ore 22 per tutti coloro che lo richiedono. Quindi tutti voi follower che mi chiedete nei commenti aiuti spirituali attraverso le preghiere, continuate a farne richiesta, ricordatelo questo particolare, perché ogni sera alle ore 22 potete essere aiutati gratuitamente, senza pagare niente, assolutamente nessuna donazione, dovete solo stare in grazia di Dio. Bene, allora il tempo per me è così terminato e andiamo a ricordare a tutti voi che da questo momento in poi in privato potete contattarmi per avere consulti a pagamenti, consulti riservati, oppure per coloro che vogliono capire come far tornare la persona amata, come legare a sé la persona amata. Io posso darvi spiegazioni in merito, va bene? Allora andiamo a salutare tutti gli amici che mi seguono da YouTube, usciamo da YouTube.